poi l'avvocato Domenico Arzia, che è il Deus ex machina di tutta questa faccenda. Benedica. Poi lasciate che presenti anche Concetto Spadola, che è il presidente del Club Italia. Dell'organizzazione di questa serata, e poi l'avvocato Enzo Zappulla, che è presidente dell'Istituto di Storia dello Spettacolo. E ora è la volta di Sara Zappulla Muscalà, che tante cose, ma tra le altre ordinaria della cattedra di letteratura italiana all'Università di Catania, ma uno dei tanti miei esperti di Pirandello nel mondo, lo posso dire? E per finire Fausto De Michele, non perché sia l'ultimo, perché dovrebbe essere il primo, che insegna all'Università di Grazia di un altro esperto. Prego? E anche il Santo Peccato sappiamo, anche il Siciliano di origine. Bene, la Sicilia quindi impera stasera qui. Io stesso sono siciliano di adozione. Io sono membro onorario del club Amici di Salvatore Quasimodo. Per essere vicini alla Sicilia e a Quasimodo, stasera la festa di Pirandello, parliamo di Quasimodo, qui abbiamo creato un club Amici di Salvatore Quasimodo, un club internazionale di Amici di Salvatore Quasimodo. Ma io non dico altro perché i relatori sono parecchi e vi pregherei di essere concisi, così riusciamo a far parlare tutti, perché abbiamo anche una bella sorpresa finale che io non vi annuncio, ma che vi accorgerete, sarà molto interessante. Dico solo che è presente la compagnia Marco Aurelio, che qualcosa dovrebbe dire ai frequentatori del nostro istituto. Allora, io direi, se Sua Eccellenza vuole dire due parole, Sono straniero. il parole degli anni, Mi fa molto piacere venire qui e soprattutto essere presente quando c'è una cerimonia di questo tipo per uno dei nostri massimi scrittori, non solo siciliano ma anche e soprattutto molto italiano per tutta una serie di concetti che ha espresso e formulato. Non mi addentro perché poi non vorrei entrare in conflitto con altre interpretazioni, ma noi lo sentiamo molto italiano, finalmente. E quindi queste sono le occasioni in cui fa molto piacere ritrovarsi amici scelti, e quindi credo che il mio unico obiettivo è quello di salutare tutti, salutare in particolare gli amici che arrivano dalla Sicilia, gli amici che arrivano posso dirlo, dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento italiano, e quindi auguro a tutti una piacevole serata con una voce che rappresenta un patrimonio di storia, di cultura e di tradizione. Nella bella Vienna, in questa bella Vienna, straordinaria Vienna di oggi, che alla tradizionale cultura, alla tradizionale tradizione di cultura, oggi vuole confrontarsi con una Europa comunitaria. Una Vienna che Karol Kraus disse: Vienna è una città lastricata di culture. Tutte le altre culture c'è asfalto di pessima qualità. Quindi siamo al centro della cultura. Ma portiamo anche una cultura che viene dalla Sicilia, dalla lontana Sicilia. Ed è attraverso la cultura che noi abbiamo instaurato un ponte di rapporti stabili. Siamo in contatto un po' con i siciliani in tutti i continenti, in tutti i tempi, ed abbiamo un valore storico di grande importanza. Abbiamo impedito la separazione di coloro che avevano lasciato
l'isola desertificata dalle forze di lavoro dove erano rimaste soltanto donne e bambini. Il legislatore fece una legge nel 55-80 che ha consentito alle associazioni storiche di riannodare questo rapporto. Oggi c'è una cultura, l'abbiamo creata noi, la cultura del rapporto con le comunità siciliane all'estero e siamo felici di inseguire questo sogno. Una Sicilia che deve farsi conoscere. L'obiettivo è questo, far conoscere la Sicilia agli altri, perché solo conoscendo questo enorme patrimonio storico-culturale la si può apprezzare per quello che vale. L'UNESCO dice che l'Italia ha i 2/3 del patrimonio storico-artistico-culturale del paese all'estero. 2/3 nel mondo, il che vuol dire che il patrimonio italiano vale più di tutto il patrimonio mondiale. Allora io mi domando, e dico ai siciliani, la Sicilia che ha un ruolo importante, uno spazio importante dentro, ecco la validità di questo incontro. Ma vogliamo portare anche un messaggio rispetto il messaggio che viene dalla Sicilia. Vogliamo presentare qua a Vienna una Sicilia, quella vera, che è diversa da quello che pubblicano i giornali o dice la gente. Non una Sicilia schiacciata da un'identificazione che non ci appartiene. Certo, in ogni famiglia ci sono le pecore nere, ma non è così la realtà. Certo, ci sono lati negativi, che forse la eccessiva intelligenza di questo popolo, che è la centrale, l'incontro di più culture, di più civiltà, porta ad avere troppa intelligenza, nel bene e nel male, ma c'è anche ma è la verità, siamo storici, dobbiamo dirlo, non è che possiamo ingannarci, non possiamo ingannarci. Forse la eccessiva intelligenza di questo popolo, che ha preso il meglio dei popoli del Mediterraneo, ma forse anche qualche lato che non è il meglio. Ebbene, è questo la Sicilia, questo grande patrimonio. Allora noi vogliamo che veniamo dalla Sicilia, proprio siamo arrivati ieri, portare un'immagine vera,